Dopo il concerto per oboe e archi di Tommaso Albinoni, il programma dei solisti Radio Veneto 1 continua con un altro grande compositore veneziano, forse quello più noto dal pubblico, Antonio Vivaldi. Cosa avete proposto? Assolutamente. Beh, questo concerto è RV 127 e qui insomma sentiamo veramente il moto perpetuo della parte di violini, sono tutte quartine velocissime. Difatti, insomma, come il cavaliere che dà il tocco al cavallo e scatta proprio come una Ferrari. In questo caso sentiamo proprio la parte di violini con magistrale, tra l'altro anche bravura, perché sono molto bravi a suonare velocissimo questo brano, RV 127. Andiamo ad ascoltarlo, il concerto in re minore, Antonio Vivaldi, solisti di Radio Veneto 1. E dopo il concerto in re minore RV 127 di Antonio Vivaldi, proseguiamo ancora con l'ascolto di un altro brano proposto dai solisti di Radio Veneto 1, qui con violino solista Glauco Bertagnin. Andiamo ad ascoltare di un altro compositore italiano, Antonio Bazzini, Reverie. Lo ascoltiamo subito e poi torniamo in studio.
Un altro brano che sicuramente ha catturato l'attenzione del folto pubblico al Palateatro Fontane di Villorba, uno dei grandi classici, anche proprio di questo periodo, proprio no, natalizio di fine anno, Johann Sebastian Bach, Aria sulla quarta corda. Beh sì, chi non lo conosce? Quando poi si dice aria sulla quarta corda non occorre nemmeno dire Bach, perché sappiamo bene, o qualche volta si dice Bach e si dice aria sulla quarta corda. Beh, comunque è sicuramente un brano, anche questo, anche se popolare, ma di difficile comunque anche esecuzione, e parlo sempre della parte ovviamente melodica. Però unitamente anche, ascolterete, i bassi sono interessanti, nei pizzicati anche del contrabbasso, no? Tum, pum, pum, e questo contrasto con la melodia invece molto legate e melodiche. Allora, ha fatto incuriosire anche me il maestro Giorgio Sini. Andiamo subito ad ascoltare l'Aria sulla quarta corda di Johann Sebastian Bach. Diamo un'occhiata magari allora anche alla sezione dei bassi, Certo. in questa esecuzione. I solisti di Radio Veneto 1, diretti ovviamente dal maestro Giorgio Sini.
proseguiamo, sempre in studio con il maestro Giorgio Sini, con un concerto di Antonio Vivaldi. Qui sarà protagonista il violoncello del maestro Giuseppe Barutti. Beh, senza dubbio è un cavallo di battaglia per Giuseppe Barutti, questo grande violoncellista, è un vero talento, devo dire. Ma vorrei faceste attenzione al terzo movimento, dove Barutti lì si permette una licenza, improvvisa alcune note di questo concerto. Infatti si vede anche l'orchestra che guarda il maestro come dire: ma cosa sta succedendo? E il maestro annuisce, come dire, insomma, c'è un po' di improvvisazione. A un grande come Giuseppe Barutti è concesso questo, e non solo, insomma, anche perché insomma il risultato che ne uscirà. E poi un'altra curiosità è che il maestro Barutti lega tutti e tre i tempi, no? Beh sì, questa è una cosa anche particolare, sicuramente anche nel largo. E poi c'è una sorpresa appunto nel finale, se fate un po' attenzione. Un messaggio che arriverà direttamente dal maestro Barutti. Allora seguiamo il concerto per violoncello e archi in La minore RV 419, i solisti di Radio Veneto 1 diretti dal maestro Giorgio Sini, solista al cello Giuseppe Barutti. Buon ascolto.
Maestro Sini, sono terminate le vacanze natalizie, questo periodo di festa, ma ci uniamo volentieri all'augurio che abbiamo sentito fare dal maestro Barutti al termine di questo concerto RV 419. Insomma, era questo un po' il messaggio un po' a sorpresa arrivato per il pubblico di Villorba. Il grande Barutti non è nuovo a queste improvvisazioni un po' particolari. Queste licenze violoncellistiche. Queste licenze, che tra l'altro le cambia poi volta per volta. In questo caso eravamo in periodo appunto di fine anno, quindi ecco, passate anche le feste natalizie, eccetera, e per cui un augurio ci stava bene. Torniamo invece con protagonista l'oboe del maestro Marangoni, perché qui altro grande classico, l'Adagio di Alessandro Marcello. Chi è che non lo conosce? Naturalmente è anche popolare, per il famoso, anche è stato usato come colonna sonora di un famoso film che era con Tony Musante, eccetera, realizzato appunto a Venezia. E anche qui, quando sentiamo l'oboe e ascoltiamo questa musica tutta veneziana, anche qui abbiamo proprio un bel quadro, con il Canal Grande e la Laguna Veneta. E allora immergiamoci in questa atmosfera tutta veneziana, anche ovviamente natalizia, ricorda un po' anche l'inverno, no? Anche quella quiete, quella tranquillità che sa trasmettere il mare, in questo Adagio di Alessandro Marcello in do minore per oboe con all'oboe Stefano Marangoni. Buon ascolto.
Il concerto di fine anno al Palateatro di Fontane di Villorba dei solisti di Radio Veneto 1, diretti dal maestro Giorgio Sini, qui con noi in studio, prosegue con un brano, diciamo così, che si adatta bene al momento che si sta vivendo, perché entriamo nelle 4 stagioni di Antonio Vivaldi. La stagione scelta è ovviamente l'inverno. L'inverno, siamo in pieno inverno, per cui potevamo fare... con poi questo ospite, questo giovanissimo Paolo Tagliamento, che ci sta dando delle grandi soddisfazioni in tutto il mondo, devo dire, e anche fresco di una vittoria, insomma, prestigiosissima al premio Lipitzer. Infatti va ringraziato ulteriormente Paolo Tagliamento, che è spesso con l'orchestra da camera e i solisti di Radio Veneto 1. Non doveva esserci in quella serata, però insomma era appena rientrato dalla Spagna, dove sappiamo sta facendo questo corso di perfezionamento. È riuscito, però insomma non voleva nemmeno lui mancare a questo appuntamento dei solisti di Radio Veneto 1, e ci ha regalato un'altra sua grande interpretazione che abbiamo sentito davvero convincere il pubblico e impressionare anche proprio gli stessi componenti dell'orchestra. Certo, non è la prima volta difatti che con i solisti di Radio Veneto 1 esegue le 4 stagioni di Vivaldi. Devo dire che questa volta hanno dato qualche cosa ancora di più a livello anche interpretativo e tecnico, insomma, è proprio da ascoltare con grande attenzione, perché veramente è già un grande artista. L'inverno dalle 4 stagioni di Antonio Vivaldi, solisti di Radio Veneto 1 diretti dal maestro Sini, violino solista il grande Paolo Tagliamento.
Continua il concerto dei solisti di Radio Veneto 1, abbiamo ascoltato poco fa L'Inverno con protagonista Paolo Tagliamento, da un giovane violinista, grande protagonista anche della nostra musica, a un altro grande professionista del violino come Glauco Bertagnin, che andremo ad ascoltare tra poco in un brano che l'Orchestra da Camera non aveva ancora mai eseguito, però insomma che si è dimostrato essere un buon brano apprezzato anche dal pubblico. Certo, Questo sì, Saluto d'amore d'amore di Edward Elgar. Beh sì, anche qui massima espressività nelle arcate di Glauco Bertagnin, che insomma ormai è veramente un artista consolidato. E tra l'altro devo dire anche che da poco è ritornato dal Giappone, ha fatto anche un corso importante per violino, quindi esporta anche la nostra cultura e tecnica italiana, ed è anche portavoce anche di quella scuola, anche tutta veneziana, dell'arte del violino. Allora andiamo ad ascoltare questo brano, questo Saluto d'amore, Edward Elgar, violino solista, Glauco Bertagnin.
Siamo quasi al termine del concerto dei solisti di Radio Veneto 1, in questo appuntamento di fine anno voluto dall'assessorato alla cultura del comune di Villorba. Continuiamo con un altro concerto, ascolteremo il primo tempo, se non vado errato, del concerto per due violini in La maggiore RV 519. Resta sul palco, così insomma da solista, Glauco Bertagnin, a cui si aggiunge un altro componente dell'orchestra ai solisti di Radio Veneto 1, Luca Mares. Beh, due sicuramente poi bravissimi violinisti, come anche Luca Mares, e qui noterete questo dialogo fra questi due violini solisti, e poi Vivaldi è un gran maestro, quindi proprio questo fraseggiare ad alta velocità, perché sono anche qui quartine di semicrome date a tempi molto allegri, e quindi richiede anche una certa precisione, una botta e risposta ritmica, ma anche diciamo di feeling tra i due violinisti, non è una cosa semplice. E noteremo proprio il feeling anche proprio tra questi due artisti, Glauco Bertagnin e Luca Mares, allora in questo concerto per due violini RV 519 di Antonio Vivaldi, ovviamente con l'accompagnamento dell'orchestra da camera, i solisti di Radio Veneto 1 diretti dal maestro Giorgio Sini.
dopo il concerto per 2 violini di Antonio Vivaldi con Glauco Bertagnin e Luca Mares, a chiudere il programma principale, poi sentiremo ovviamente anche dei bis richiesti dal pubblico del Palateatro di Fontane, in programma Johann Strauss, anzi Johann e Joseph Strauss, perché è composto dai 2 fratelli Strauss, uno dei classici del concerto così di Capodanno viennese, il Pizzicato Polka. Qui state bene attenti perché ne succederanno un po' di tutti i colori sul palco con l'orchestra, maestro. Cosa è successo? Non anticipiamo tantissimo, però un po' come c'è qualche imprevisto. Come tradizione, sì, diciamo che il concerto di Capodanno con Strauss si può prevedere qualche piccola licenza. E in effetti questo Pizzicato Polka nella partitura c'è anche segnato il triangolo. Qua avevamo l'orchestra d'archi solo, naturalmente, e il triangolo. E possiamo dire una sorpresa forse, ma il triangolo è il solista, l'oboista Stefano Marangoni, ma è entrato, spunta da dietro le quinte con inaspettatamente poi però dall'orchestra, perché durante le prove non lo abbiamo fatto, quindi è stata una cosa diciamo così proprio molto spontanea e vedrete, diciamo così, sì. Si era anche alla fine di un bellissimo appuntamento, sì, di un bel concerto. La tensione forse aveva un po' il primo mollato, violino, no? Quindi insomma c'era anche la possibilità di divertirsi un po'. Assolutamente sì. Devo dire che il primo violino, insomma, che è uno dei responsabili poi anche dell'orchestra, dopo aveva, quando te detto, non so se si nota, aveva anche le lacrime dalle risate, perché abbiamo fatto anche un piccolo sketch, ma anche la difficoltà, devo dire, il Pizzicato Polka non è semplice, perché è pizzicato proprio perché al posto dell'archetto si pizzicano, sì, le corde di violino, viola, contrabbasso e quant'altro. E infatti si può sentire appunto l'effetto appunto preciso di questi pizzicati di questa massa in contemporanea. E non è facile, e quindi fare delle improvvisazioni così in un pezzo così un po' impegnativo può essere anche rischioso, ma insomma il risultato esatto che ne uscirà è davvero divertente, e insomma si è divertito e è compiaciuto anche il pubblico di Fontane. Speriamo anche il pubblico da casa. Lo andiamo ad ascoltare. Pizzicato Polka, Johann e Joseph Strauss con l'orchestra da camera, i solisti di Radio Veneto 1. Permettimi, al triangolo Stefano Marangoni. Buon ascolto.
Ci siamo quindi goduti questa bella interpretazione e anche, insomma, abbiamo visto un bel teatrino, quello spontaneo, tutto improvvisato, con l'incursione al triangolo del maestro Marangoni, questo pizzicato polka dei fratelli Strauss. Vi siete divertiti, maestro? Beh sì, alla fine sì, siamo divertiti. Beh, insomma, qualche appunto anche violinista orchestrale che insomma, rideva. Quindi siamo stati in quel caso lì anche spontanei, è una cosa proprio bella, la spontaneità. Ed era giusto, insomma, anche un modo per salutare il pubblico accorso, insomma, che si è anche divertito, insomma, e questo ovviamente ha creato ulteriore feeling tra pubblico e orchestra. Orchestra della Camera dei Solisti Radio Veneto 1, in questo concerto di fine anno al Palateatro di Fontane. A proposito, invitiamo a cliccare veneto1.it proprio per godersi questo spettacolo. Dicevamo, è stato il momento dei bis, dopo il programma principale, iniziato con il temporale, il presto dalle 4 stagioni, l'estate protagonista, ormai sta diventando un cavallo di battaglia anche per il giovanissimo Paolo Tagliamento. Beh, sì, assolutamente. A parte devo dire che è la sigla, tra l'altro, di Solisti di Radio Veneto 1, quindi questo temporale, questa forza, questo mare, questo sturm che proprio esplode, no? Tutto veneziano, questa è la nostra sigla, difatti. Però, insomma, vorrei anche ricordare che quest'anno c'è appunto un'altra importante ricorrenza. I 40 anni di Radio Veneto 1, della nostra emittente, quindi occasione è stata accolta proprio anche dall'associazione e dalla radio, ringraziando ancora una volta
l'assessorato alla cultura del comune di Villorba, che ha voluto l'Orchestra da Camera e i Solisti di Radio Veneto 1 per questo concerto di fine anno, e siccome proprio nel finire del 2015 ricorrevano i 40 anni della radio, insomma è stata una bella occasione anche per festeggiare l'emittente trevigiana, insomma, che abbiamo da tanto tempo. E poi ascolteremo ci sarà un regalo che l'Orchestra da Camera ha voluto fare al direttore Roberto Ghizzo e a tutto lo staff di Radio Veneto 1. Non vi svegliamo nulla, ve lo ascolterete tra poco, dopo l'estate, il presto, con Paolo Tagliamento e l'Orchestra da Camera e i Solisti di Radio Veneto 1, diretti dal maestro Giorgio Sini. Noi siamo i solisti di Radio Veneto 1 e questa è la sigla.
insomma, l'Orchestra da Camera dei Solisti di Radio Veneto 1 ha rivisitato il jingle famosissimo di Radio Veneto 1 storico, per questi è storico 40 anni e quindi l'ha eseguito davvero, insomma. Sì, beh, ma com'è nato? Insomma, spieghiamo com'è nato questa la volontà, insomma, l'avete provata proprio nel pomeriggio? Certamente l'abbiamo provata, ovviamente, ma questo giro che ormai insomma è da 40 anni che appunto passa le frequenze, quelle 97.500 di Radio Veneto 1, mi sembrava appunto diciamo anche un aneddoto. Sì. Quando è stato proposto, molti dicevano ma non lo conosciamo, poi qualcuno ha cominciato a... Esatto. L'abbiamo scritto lì al momento, insomma, ha scritto al momento, però tutti hanno cominciato a cantarlo. Sì, quindi infatti. vuol dire insomma che è un refrain che ben si conosce. Quindi ancora un saluto a tutti i collaboratori che in 40 anni hanno fatto davvero la storia di Radio Veneto 1. Continuiamo, anzi siamo in chiusura del concerto con i solisti di Radio Veneto 1, il concerto di fine anno voluto dall'assessorato alla cultura del comune di Villorba con l'associazione culturale Veneto 1. Siamo ai saluti e all'ultimo brano proposto, che è stato, insomma, questo brano ormai, anche questo sta diventando protagonista nei vostri bis, Maestro Sini. Però insomma incanta sempre il pubblico. Gabriel Soboe. Certo, questo brano Gabriel Soboe di Morricone, cioè, è un saluto a tutti i nostri appassionati che poi ci seguono ed è come una carezza una carezza che la musica dà, dando anche l'emozione, le emozioni belle che appunto la grande musica classica, anche in questo caso, dà a tutto il pubblico. Certo, con ovviamente la straordinaria interpretazione dell'oboista Stefano Marangoni. Io ringrazio il maestro Giorgio Sini non solo per il concerto e quindi la direzione dei solisti di Radio Veneto 1, ma anche per essere stato con noi quest'oggi e averne parlato agli amici di Veneto 1, che ringraziamo per essere sempre numerosi al nostro ascolto. Grazie davvero Gabriel Soboe dal Palateatro di Fontane, un buon ascolto e allora un buon anno sempre in compagnia della grande musica classica. Risentirci.
Bentrovati cari amici all'ascolto con questo nuovo appuntamento con la cultura. In onda sulle frequenze di Radio Veneto 1, su Caffè TV 24 e su tutte le televisioni che in Italia stanno riproponendo, stanno dando sostegno alla cultura. Un saluto particolare e un ringraziamento al Comune di Villorba che ci ospita nell'Auditorium Mario del Monaco. Un saluto e un ringraziamento che mando direttamente al sindaco, l'avvocato Marco Serena, e all'assessore alla cultura, la dottoressa Eleonora Rosso. Oggi appuntamento davvero clou. Però prima di dare spazio alla musica, il contributo che mi ha mandato Sergio Barello, editore di Telegenova, per dare spazio anche alle emittenti che svolgono attività di informazione locale, il vero rapporto dell'informazione con il suo pubblico. Siamo presenti e noi siamo la voce del territorio, del nostro pubblico. La linea a Telegenova. Sono Sergio Barello, sono l'editore unico di Telegenova e vi sto parlando qua dal nostro nuovo progetto, i nostri nuovi studi di Genova di Via Operai 40. Quindi qua noi ci siamo trasferiti all'inizio di febbraio e abbiamo portato questo progetto, febbraio ovviamente 2020, quindi in un periodo molto particolare ovviamente non soltanto per noi, ma per tutte le persone in tutto il mondo. Abbiamo comunque proseguito e continuato il nostro lavoro di attività sul territorio, quindi noi vicini ai genovesi lo siamo stati veramente, tanto da aver implementato il nostro lavoro e anche il nostro fatturato commerciale, che è cresciuto del 40% nell'anno 2020. Di conseguenza vuol dire che lavorando bene, lavorando con una certa coscienza e con un modo di essere vicino alla gente sempre più preciso ed elementare, anche questo è importante, i telespettatori ti riconoscono ovviamente il valore dell'emittente. Telegenova è la prima emittente via cavo dopo Telebiella via cavo, quindi ha 44 anni circa di attività e di conseguenza ne abbiamo fatta di strada. Io come editore ovviamente sono l'ultimo arrivato, sono 5 anni, ma in questi 5 anni abbiamo creato un pool di 10 persone che stanno lavorando con noi fianco a fianco, una ottima redazione commerciale che ci ha portato ad avere 4 telegiornali al giorno, 4 edizioni di telegiornale, poi programmi sulla medicina, sulla cultura, un po' di politica, un programma sportivo in diretta e 2 programmi sportivi registrati per dare articolazione e diversità alle varie tipologie di sport presenti sul mercato ligure. Poi ovviamente in altri programmi parliamo di porto, parliamo di personale medico, ovviamente siamo molto vicini come tutte le emittenti a questo periodo ovviamente di emergenza sanitaria, di conseguenza Telegenova, il suo secondo nome è la TV che cresce e noi devo dire che stiamo mantenendo questa promessa. Telegenova, la TV che cresce. 4 appuntamenti giornalieri con informazioni in diretta, i migliori programmi dedicati al territorio, la politica senza veli e lo sport mai urlato. È TV Liguria, la novità del 2020 con il suo palinsesto personalizzato dedicato alla musica da ballo e revival o programmi di approfondimento su medicina e benessere. Si posiziona al secondo posto tra le emittenti della Liguria. Dati Auditel giugno 2020. È TV Liguria e Telegenova, insieme per crescere insieme. Bello il servizio che abbiamo appena visto di Telegenova, bello come quello arrivato dalla Campania la settimana scorsa. Passiamo ora alla musica. 2 ospiti eccezionali.
il violoncellista Giuseppe Barutti, considerato dai suoi colleghi uno dei più grandi violoncellisti italiani, esattamente come il professor Walter Favero, pianista oggi in veste di clavicembalista, con il suo appunto clavicembalo, interpreteranno 4 brani superlativi di Johann Sebastian Bach, la sonata numero 1 in Sol maggiore BWV 1027, di Antonio Vivaldi la sonata in La minore numero 3, di Johann Sebastian Bach ancora la sonata numero 3 in Sol minore BWV 1029 e per concludere ancora di Antonio Vivaldi la sonata in Mi minore numero 5. Piccolo appunto doveroso, siamo in regime di pandemia, in totale assenza di pubblico, i distanziamenti sono quelli di legge. La signora al fianco del professor Favero è la signora Patrizia Pedron in Favero, quindi una congiunta, è la moglie del professor Favero, per cui è esentata dal tenere la mascherina. Buon ascolto. Della sonata numero 1 in Sol maggiore BWV 1027 sono arrivate ai nostri tempi 3 versioni: la BWV 1039 per 2 flauti traversi e basso continuo, la BWV 1027 a cembalo e viola da gamba, si pensa possa essere una rielaborazione della appena citata BWV 1039, e la BWV 1027A per organo o clavicembalo con pedaliera, priva del terzo tempo e dai più attribuita ad un allievo o collaboratore del maestro. È ben noto che la sua casa fosse considerata una sorta di cantiere sempre aperto, come è risaputo che molte delle sue composizioni sono rielaborazioni di originali perduti. Infatti, quella per viola da gamba e basso continuo, il clavicembalo, che andremo ad ascoltare ora, rispetta la struttura quadripartita dell'antica sonata da chiesa, con, nell'ultimo movimento, un fugato. I tempi sono adagio, allegro ma non tanto, andante e allegro moderato.
Don Antonio Lucio Vivaldi visse nella Repubblica Veneta, a Venezia in capitale, come si diceva allora, tra il 4 marzo 1678 e il 28 luglio 1741, quando morì a Vienna. Povero e abbandonato da tutti, fuggì infatti da Venezia per i debiti contratti per produrre le rappresentazioni alle sue opere liriche. Di lui è poco noto che è stato anche tra i più convinti assertori e precursori di quel recitar cantando che nel secolo successivo, grazie poi a tutti i nostri eccelsi compositori, ha fatto dell'Italia il paese del bel canto. Di Vivaldi ascoltiamo la sonata in La minore numero 3 per violoncello e basso continuo. I tempi sono largo, allegro e allegro.
Al tempo in cui Bach compose la sonata che andremo ad ascoltare, il violoncello era già in uso generale e in effetti il Divino scrisse qualche parte per violoncello piccolo con suoni acuti. E probabilmente Bach immaginò le sue 3 celebri sonate per la classica viola da gamba a 7 corde, o più semplicemente forse la dicitura per viola da gamba o violoncello può essere stata aggiunta dagli editori del tempo soltanto per meglio divulgarla. Certo è che questa sonata non mantiene un rigoroso colloquio imitativo tra i 2 strumenti, concede loro grande libertà interpretativa, quasi a fantasticare. Inizia con 2 movimenti contrapposti, ritmati e mossi, dopodiché il clavicembalo riprende integralmente il tema iniziale del violoncello, e dopodiché ancora in estrose modulazioni nello stesso stile melodico e ritmico, e ancora il tema ritorna accoppiato nei 2 strumenti, declinando poi in originali opposizioni ritmiche e ampia cadenza definitiva, e un coinvolgente e delicato adagio ci porterà alla conclusione in uno spigliato movimento nella tonalità principale. I tempi sono vivace, adagio e allegro.
Come dicevamo poc'anzi, Don Antonio Lucio Vivaldi è universalmente considerato il più grande e fervido compositore del Settecento. Violinista e virtuoso eccelso, è stato il più importante, influente e originale musicista della sua epoca. Colui che ha influenzato i più grandi compositori del mondo, a cominciare dal genio massimo del barocco, Johann Sebastian Bach, senza escludere ben più tardi grandi musicisti classici come Wolfgang Amadeus Mozart e Ludwig van Beethoven. Infatti, uno dei più classici esempi di come il nuovo corso vivaldiano abbia inciso sul grande maestro tedesco è la sua sesta sinfonia, la Pastorale. E a proposito di Paese del bel canto, tra i compositori italiani che da Vivaldi pare abbia attinto di più è certamente Gioacchino Rossini. I tempi sono largo, allegro, largo e allegro.
Tra poco ci ascolteremo il quartetto numero 9, opera 59, numero 3, Razumovsky. A Vienna il conte Andrei Razumovsky era uno dei nobili mecenati di Beethoven, forse il primo della storia, imitato poi anche dal conte Lobkowitz, del quale abbiamo appena sentito un altro quartetto, per il quale al quale è stato dedicato il quartetto che abbiamo appena ascoltato. Insomma. A Vienna il conte Razumovsky era uno dei nobili mecenati, come abbiamo detto, di Beethoven, e immaginate a quei tempi l'idea di essere in grado di avere in casa un quartetto era come avere in casa un'orchestra. Sentirete voi stessi questa sera cosa vuol dire un quartetto in spazi relativamente modesti. Era ed è ancora oggi una realtà iper raffinata per una casa, ovviamente con i volumi adeguati. Il conte Razumovsky è stato il negoziatore principale della Russia al concerto di Vienna, tanto bravo che lo zar, venuto in persona nella capitale austriaca, riscontrato il buon lavoro, lo elevò al rango di principe. Ecco che il principe organizzò grandi ricevimenti di gala, vita mondana, alla grande nel suo palazzo, peraltro pagato di tasca sua. Sfortunatamente però la casa, a causa di un incendio e tutto il suo ben di Dio, andarono bruciati. Distrutto, costretto a vivere un po' più modestamente, dovette rinunciare ad ogni mondanità e non fu più in grado di essere il mecenate del grande compositore che fu Beethoven, ma pur povero, proprio grazie ai quartetti del grande Ludwig, rimase immortale e nella storia, come ben si sa. Quartetto numero 9, opera 59, numero 3, dedicato al principe Razumovsky, gli Händel Puerto del Estado, Paolo Tagliamento, Mohamed Hiber, Raquel De Benito, David Martin.